quando la grande migrazione celtica passò anche da queste parti, partendo dalle zone dell'Europa orientale, occidentale, cioè dalla Francia eccetera, per arrivare fino in Europa orientale, naturalmente parte di queste tribù, alcuni insediamenti si fermarono anche nelle nostre terre, che era una zona di passaggio per andare verso l'est. Negli anni '80 sono stati fatti alcuni scavi archeologici sulla base di notizie storiche e notizie popolari su una sommità che sovrasta il paese di Forgaria nel Friuli, per cercare di vedere se c'erano appunto dei resti archeologici. E dopo i primi ritrovamenti abbastanza entusiasmanti, un punto importante è stato il 1989, quando si ritrovò una cosa assolutamente insperata, cioè un Murus Gallicus. Cioè sarebbe praticamente una costruzione difensiva che non ha altre testimonianze in Italia, se non nelle parti della Gallia, del Belgio eccetera, che è proprio una cosa tipica, che affermò in maniera forte e decisiva la presenza dei Celti e dei Galli in questa regione, in un momento in cui la cosa era ancora abbastanza dibattuta, non tutti erano di questa convinzione, però questo è stato il primo, poi ce ne sono stati anche altri, però questo è stato il primo, diciamo, caposaldo di questa nuova corrente di ricerca storica e archeologica. Certo, Ervino Curtis, si sente dalla pronuncia, del resto come la mia, non è tipicamente friulano o di Forgaria qui in zona, sei triestino. Raccontaci molto brevemente com'è che sei arrivato qui a Forgaria, che poi sei diventato una persona fondamentale della Proloco di Forgaria, no? Ma come sei arrivato qui e come ti sei innamorato di questa zona? Ma io giravo in realtà tutto il Friuli per cercare un luogo dove, quando lavoravo all'autorità portuale di Trieste, e cercavo nei weekend di andare un po' più lontano dal mare e di vedere un po' i monti, e perciò cercavo un luogo dove passare i weekend e così via. Alla fine, dopo vari peregrinaggi, sono arrivato in questo luogo fuori un po' dalle linee normali di comunicazione, ma che mi ha conquistato subito, perché ha tutta una serie di caratteristiche veramente, sia morfologiche ma poi ho scoperto anche storiche, veramente eccezionali. E quindi qui sei diventato, dicevamo, anche un personaggio, perché sei stato anche presidente della locale Proloco, no? Sì, con piacere, è stato un momento veramente importante che ho per oltre 2 anni condotto così, anche portando le mie esperienze in campo internazionale eccetera, la Proloco, di cui naturalmente faccio ancora parte con piacere, con cui collaboro, però insomma ritengo giusto che ci sia una presidenza locale e un apporto affettuoso e completo comunque anche da parte mia. Allora ritorniamo all'insediamento gallico, che faceva parte, se vogliamo, di uno di quegli insediamenti che vengono denominati anche i castellieri, no? Sì, qui la cosa può essere più articolata e più complicata, perché in realtà gli insediamenti sono di varissimo tipo. Questo insediamento ha le caratteristiche sia di diciamo, controllo del territorio, sia di difesa del territorio, ma sia anche di comunicazione nel territorio. Cioè ha tutte queste 3 caratteristiche, situato com'è in una posizione estremamente importante, cioè tra 2 valli, va bene, vie naturali di comunicazione, e anche ad una certa altezza, per cui con controllo visivo anche del territorio. Le 2 valli sono quelle dell'Arzino e del Tagliamento, appunto, no? Esattamente, la valle del Tagliamento, che l'abbiamo qui di fronte, è la valle più importante, è la valle, diciamo, che ha portato tutte le strade di comunicazione anche verso il nord, sia in periodo preromano
Latino che romano. La Valle dell'Arzino invece è una valle più selvaggia da un certo punto di vista, anche più difficile da percorrere, però sicuramente da un certo punto di vista più sicura, per cui meno frequentata, e comunque che si riagganciava poi nella Carnia alle altre vie che andavano poi verso il nord. E soprattutto erano quelle che venivano chiamate le vie dell'Ambra, no? L'Ambra che arrivava da Aquileia, veniva lavorata lì e poi partiva per altri insediamenti. Beh, qui siamo addirittura in periodo protostorico, insomma, no? Esattamente, tutto il Golfo di Trieste fino a su alle attuali repubbliche baltiche era una strada che era percorsa. Abbiamo delle testimonianze anche tra i tesori egizi, va bene, dell'Ambra, ma in tutto il mondo antico, per cui era una strada percorsa da sempre. Le strade naturalmente erano le strade che andavano verso il nord, non erano segnate, per cui seppure certi storici hanno disegnato alcune strade più frequentate e più logiche e più normali, naturalmente tutte le vie che portavano al nord a un bel momento si ricongiungevano alla fin fine a sud nel Golfo di Trieste e a nord nelle repubbliche baltiche. Ecco, tu mi dicevi che il sito di Castel Raimondo era in collegamento con altri due diciamo, postazioni qui vicino, no? Sì, diciamo non in periodo celtico, che in periodo celtico aveva solo il controllo, diciamo, non aveva una funzione di comunicazione, però stiamo parlando del periodo di Augusto, stiamo parlando perciò per arrivare anche al primo secolo d.C., che quando c'è la costruzione della torre, va bene, nel sito che è diventato romano, da celtico è diventato romano, la torre aveva naturalmente una funzione sia di difesa sia naturalmente di dimostrazione della potenza romana, però aveva, soprattutto nel periodo augusteo, una funzione di comunicazione e si teneva comunicato con c'è il castello di San Giovanni che era proprio di fronte, il castello di Ragogna che si trova proprio di fronte, e arrivava alla fine a collegarsi al castello di Osoppo, va bene, che io l'ho di fronte a me in questo momento in una triangolazione. Castel Raimondo si trova praticamente in quella zona lì, no? Quello è il colle in cui... Sì, sopra quelle case a destra non si vede in questo momento perché non è visivo da qui, però si vedeva esattamente bene con il Monte di Ragogna che si trova di fronte, dove si trovava l'altro castello, no? Il quale comunicava ancora una volta con quello lì che è lì in fondo e che è il castello di Osoppo. Qui ci troviamo, dicevi prima, in questo anfiteatro morenico, no? Cioè, cerchiamo di collocarlo anche dal punto di vista geologico. Sì, diciamo questo qui è l'ultima eredità dell'ultima glaciazione, come i ghiacci si ritirarono, va bene, formarono questo grande anfiteatro morenico che parte praticamente da Gemona, arriva qua fino a Forgaria, e questo anfiteatro formando anche lo stesso tagliamento un fiume di natura glaciale che deriva da questo, e formando questa grande conca, questa grande pianura, va bene, che è stata anche un grande vantaggio per le comunicazioni, perché naturalmente in pianura è così. Lo stesso fiume Tagliamento, che sicuramente i fiumi rappresentano una risorsa, però anche un ostacolo nelle comunicazioni, però vista anche la sua non profondità eccetera, è stato quasi un discorso più di risorsa che di difficoltà. Ecco, allora noi adesso da qua ci spostiamo, ma prima di andare a Castel Raimondo, dove visiteremo proprio il sito, facciamo un passaggio verso un laghetto che io ho definito sembra quasi quello di Lancilotto, no? La dama del lago, sembra quasi, diciamo che ci sia della mitologia anche in questo laghetto, no? Ma sì, direi di sì, è molto affascinante, anche questo è un lago di natura nato dopo la glaciazione, anzi a dire il vero un po' dopo a causa di una frana,
le acque ha immissari però non ha emissari, va bene? E le acque sono proprio cristalline, c'è un verde smeraldo, vedremo il tempo che colore ci darà oggi, va bene, e fa parte di un parco, una riserva regionale importante. Va bene. E ha oltretutto anche una simpatica tradizione che, non essendo, è più legata magari alla nostra religione che ai miti, perché al 24 di dicembre di ogni anno c'è tanta gente che viene qui, perché i sub di Udine e di Trieste fanno risalire dal fondo del lago tutto il presepio, va bene, e c'è anche una Santa Messa, per cui anche, ecco, in questo caso è una questione più diciamo non mistica ma però religiosa, ecco, però che ha anche un'atmosfera che crea una certa ad anche tradizioni antiche, culti antichi, che poi la cristianità ha ripreso. Ha sempre magari, no? ripreso, sì. Bon. Rivino, okay. Andiamo, dai. No, vabbè, fate anche qui. Eccoci qua, siamo arrivati davanti al laghetto, quello che io chiamo il laghetto della Dama del Lago, no? Perché mi ricorda, dicevamo prima, l'Ancilotto, che comunque è sempre una storia che è legata ai, se vogliamo, ai Celti, insomma, allo stesso tipo di cultura. Siamo arrivati fin qui, ci siamo fatti una passeggiatina, adesso tu boccata di ossigeno con la pipa, no? Sì, non è la cosa migliore, ma difatti non è neppure accesa, ma comunque non si presta in questo luogo veramente magico, direi.
tra il monte che viene giù, questa spiana d'acqua, questo colore verde che come affascina noi sicuramente ha affascinato anche i popoli antichi. Io mi vedo qui i druidi qui vicino con l'acqua, il fuoco, il monte che facevano una serie di riti, va bene, che in questo scenario che ancora adesso, come dicevo prima, è veramente magico. Ecco, tutta questa magia anche nelle tradizioni popolari, ci sono diverse leggende che parlano della fanciulla che è disperata per la perdita del suo cavaliere poi va a finire nel lago e nel lago si specchia, però rientra. Ecco perché anche il lago, come l'acqua, è una figura femminile, va bene, anche diciamo la nostra stessa terra Agea, va bene, è naturalmente madre dell'umanità, in fondo anche in questo piccolo specchio d'acqua abbiamo la nostra storia e le nostre radici. Sicuramente ci sarà stata anche qualche ninfo, delle ninfe, le driadi, le amadriadi, siamo in mezzo ai monti, poi qui tutti questi posti dove c'è dell'acqua sicuramente hanno originato dei culti. Ritorniamo sui nostri passi e andiamo al villaggio. Il tagliamento alle nostre spalle, la valle dell'Arzino davanti, e stiamo arrivando appunto in questo insediamento celtico-gallico, che poi qui è la parte diciamo più importante, perché stiamo entrando in quella che è la casa dello sciamano, del druido, comunque del capo del villaggio, che si identificava anche con il capo religioso. Un insediamento che diciamo così, ha due origini, se vogliamo, perché c'è un insediamento iniziale del IV secolo a.C. e poi la casa originaria, diciamo così, la struttura originaria è stata inglobata dalla struttura romana del II secolo, no? Esattamente, qua abbiamo questa costruzione che è stata individuata nel primo scavo, che è incominciato nel 1985, qui sono cominciati gli scavi, perché c'era già una certa storia, così che qualcosa ci doveva essere, c'erano tra virgolette i tombaroli che venivano qui e avevano recuperato anche monete e cose, che da un certo punto di vista sono stati positivi perché hanno evidenziato il fatto che qui c'era un sito archeologico. Da un altro punto di vista hanno creato naturalmente dei danni, perché scavando senza criterio naturalmente non si riesce, anche i reperti che ritrovi non sono databili perché non sono con la stratigrafia, non sono perciò utilizzabili, in parte sì ma non in toto. Diciamo nell'85 l'Università di Bologna, prima assieme ad altri
altre università di Atene e Londra e naturalmente con l'Università di Udine, hanno incominciato invece in maniera sistematica gli scavi e hanno trovato questa casa. Questa grande casa databile al IV secolo appunto avanti Cristo come prima diciamo costruzione, che era una casa troppo grande rispetto alle altre case, a circa 15 metri di lunghezza, rispetto alle altre case diciamo celtiche che sono fatte, sono sui 6 metri o cose del genere, per cui doveva essere sicuramente la casa del capo, la casa delle riunioni. Ecco, questo non siamo in grado, non abbiamo le documentazioni per fare. La casa però sicuramente era fatta in pietra, con le pietre che appunto si trovavano in loco, e col tetto di legno. Anche qui in questa diciamo opera di salvaguardia abbiamo rifatto il tetto di legno, magari un po' più grande per coprire tutte le... Andiamo avanti e vediamo, andiamo a conoscere proprio questa casa. Poi immaginiamoci noi anche qui intorno le altre costruzioni, più che costruzioni erano diciamo così case in legno, capanne, legno, paglia eccetera, e ci immaginiamo anche un certo traffico qui, no? I galli erano vestiti, avevano una specie di camicione lungo senza maniche, sopra portavano un mantello, e contrariamente ai romani, no? Poi nel secondo secolo, quando arriveranno anche i romani qui, ci saranno anche degli scontri qui nelle zone, sicuramente ci devono essere stati, no? I romani erano invece, avevano le gambe nude per essere più liberi eccetera, mentre i galli avevano queste specie di bragoni che molto spesso erano anche colorati, insomma. Allora, entriamo in questa casa. Bisogna bussare, cosa dici? Forse no. Sì, abbiamo qui i 3 vani più grandi che vediamo di questa casa, che sarebbero questo, quello centrale e quell'altro, più questa parte che probabilmente era anche un preingresso. Ecco, arriviamo qui nella parte centrale, dove durante gli scavi sono stati scoperti questi 2 cerchi. Sono 2 cerchi formati con le pietre che avevano un significato simbolico sicuramente di buona profezia per quanto riguarda la casa. Ecco, qui sono stati trovati anche dei resti umani, no? Di bambini o di feti. Sì, sono stati trovati dei resti di feti che normalmente i popoli antichi non tenevano all'interno, per esempio i romani, anzi assolutamente no, ma anche per una questione di igiene, no? Non tenevano questi corpi all'interno poi della casa, ma invece nella cultura celtica il discorso dei bambini fino ai 3 anni era rappresentato, erano ancora una forza vitale della famiglia e della casa, per cui li tenevano dentro anche se erano morti, perché rappresentavano, assorbivano questa forza vitale. Sono stati trovati 5-6 diciamo resti di bambini, ecco, sempre di questa di piccola età. Non dovrebbero comunque essere dei sacrifici umani. Assolutamente no, perché questo si può determinare naturalmente, assolutamente no, non sono sacrifici umani, sono semplicemente un tentativo di tenere questa forza vitale all'interno. Ecco, lì vediamo quella prima parte di sassi più grossi, sono il muro originario, quello del IV secolo. La seconda parte invece quando si è allargato nel II secolo, anche se i romani sono venuti un po' prima, diciamo hanno costruito un po' di più nel II secolo, si vede la parte allargata nel periodo romano, che anche sotto il periodo romano perciò era sempre un luogo del capo, di quello che era di questa guarnigione. Capo guarnigione. Sì, perché era probabilmente una guarnigione militare, insomma, dove era frammisto sicuramente anche con popolazione locale. Allora, adesso invece andiamo verso quella che è la parte che va verso l'Arzino, dove troveremo una torre di avvistamento, no? Proprio che serviva per controllare le 2 valli, e poi troveremo anche una struttura particolare, no? E troveremo la zona industriale, diciamo, chiamiamola artigianale, perché in questa località, essendo comunque sempre una
avamposto, chiamiamolo comunque militare, venivano anche fabbricate le frecce, le lance, le punte, eccetera, con il ferro che veniva importato qui vicino dal Noricum, cioè già in fase celtica veniva importato dall'Austria, ecco, dall'attuale Austria. Allora, facciamo vedere quanto atletici siamo e usciamo dalla casa e andiamo verso la torre. Eccoci allora, la casa, diciamo così, dello sciamano, come noi la chiamiamo, perché ci piace chiamarla così, la casa dello sciamano alle spalle, la valle del Tagliamento alle spalle, davanti abbiamo detto la valle dell'Arzino. Entriamo in quello che era, diciamo così, la città bassa. Lì allora abbiamo detto c'è la parte residenziale. Sì, diciamo una parte residenziale che una volta era sicuramente assieme aggregata alla parte artigianale. Infatti qui in mezzo abbiamo trovato diversi resti della lavorazione del ferro e strutture di due case che probabilmente una verso di là, che erano le case dove veniva anche usate per abitazione. Ecco, qui probabilmente passava anche una strada, va bene, che era la strada del villaggio. Questo qui è stato il primo insediamento. Poi abbiamo il discorso che è venuto un pochino più tardi della torre, va bene, che naturalmente rendeva così. In realtà una cosa che vedremo dopo, da cui si intravede, è il Murus Gallicus, cioè quello che avevo già detto, che era questo muro di difesa proprio della parte più importante, con tutto l'opificio, diciamo, che c'era qui, che è stato eretto verso l'Arzino. Si vede che era la parte più da difendere, va bene, e abbiamo i resti del Murus Gallicus. Qui ci troviamo praticamente quasi sul fuoco. Direi di sì, perché qui sono stati ritrovati appunto sia sulle pietre che anche come elementi secondari alla fusione, tutti i resti della lavorazione del ferro. Perciò presumibilmente questa era, forse ce n'erano più di una, insomma, comunque questa è sicuramente una localizzazione della produzione del ferro. Mentre quindi anche delle punte di frecce. Delle punte di frecce, a parte che abbiamo trovato anche moltissime punte di frecce che erano al di là del muro. Questo significava quelli che venivano da salire, va bene, che tirava di qua. Comunque quelle di produzione e soprattutto i resti della produzione, diciamo, del ferro sono stati trovati in questa zona. Mentre invece abbiamo, andando verso di qua, abbiamo, ecco, un'altra casa, una casa che è stata abitata anche dopo il periodo, diciamo, che questo luogo è andato in disuso, in disgrazia quasi. Quello è interessante perché abbiamo trovato il cosiddetto dark heath, che sarebbe il terreno nero. Sta a significare che in periodo medievale lì vivevano assieme bestie e uomini. Sono stati trovati questi elementi qui. Era un periodo molto povero, naturalmente. Non dimentichiamoci che per la nostra regione molte volte le invasioni, tra virgolette, barbariche sono passate 2 volte in andata e in ritorno, no? Allora qui non è che si viveva tanto tranquillamente, insomma, no? Ecco che la gente si riparava in alto, come nel sud dai turchi si riparavano nell'alto, qui anche cercavano di sopravvivere, insomma. Andiamo a vedere allora anche i resti di questa casa.
Ervino, qui siamo, quella che accennavi prima, questa specie di casa stalla dove è stato trovato questa terra nera scura che indica la presenza sia di esseri umani che di animali nello stesso ambiente. Quello che si può notare naturalmente è che non ci sono tante pietre qui e queste case erano invece costruite, anche il Murus Gallicus è solo un poco che si vede solo le fondamenta, ma questo naturalmente dobbiamo pensare anche al periodo di povertà che c'era di queste zone, specialmente nel Medioevo e così via, che poi è capitato anche a Roma, dove si usava fare il cannibalismo edilizio, per cui prendere le pietre che erano già pronte, tagliate e così e riportarle, per cui alcune pietre che erano di qua le ritroviamo nelle chiese di Forgaria e così via, probabilmente anche nelle abitazioni. Ecco. Provenza anche nelle abitazioni, proprio parti di capitelli. Esatto, beh, a Trieste abbiamo la basilica nostra, la cattedrale di San Giusto, che ha proprio come entrata due portali di una villa romana, insomma. Ecco, queste sono cose naturalmente che capitano e perciò bisogna anche un po' lavorare di fantasia, perciò capire quando si hanno però già delle certezze come qui e poi andare su. Anche in questo caso siamo riusciti a coprire proprio per preservare, diciamo, questi manufatti che comunque hanno un valore immenso. Ecco. E poi, come dico sempre io, non è tanto quello che trovi, ma è l'atmosfera che vivi e la consapevolezza di quello che è successo, quello che è stato vissuto prima in questi posti, no? Bene, adesso andiamo nell'ultima parte, che è quella della torre di avvistamento, dove si vedrà appunto anche il Murus Gallicus e la valle dell'Arzino. Ecco, allora quelli che vediamo sono i resti di questo famoso muro gallico, che è un muro particolare. Tu mi dicevi che non ce ne sono tanti in questa zona, non solo, ma insomma non ce ne sono proprio tanti di rimasti, ed ha una particolarità, no? Spiegaci. Sì, diciamo in Italia conosciamo solo questo, ce ne sono diversi in Francia e in Belgio. E la particolarità è fatta con pietre e poi vengono messi dei pali di legno, dei travi di legno, e poi viene riempita anche con terra. È una costruzione un po' complessa e questo abbiamo naturalmente notato anche nelle pietre, tutte le posizioni che c'erano dei travi di legno eccetera, e questo era il più facile e semplice, però anche sicuro sistema di difesa che era conosciuto dai Galli. Tu questo muro pensi che era tutto intorno, questa specie di colle, o soltanto in determinate posizioni? No, questo muro era in questa posizione qui, solamente in questa posizione qui, perché dall'altra parte abbiamo trovato dei muri sì, ma di contenimento, va bene, non muri difensivi. Il muro difensivo l'abbiamo trovato solo su questa parte qui. Quindi il nemico arrivava da quella parte? Evidentemente sì, veniva dal nord in questo caso. E qui stavano appostati, diciamo così, i guerrieri che difendevano questa zona, che erano stati preallertati da chi stava invece sulla torre, perché questo è il basamento della torre, no? In tempo romano, se no probabilmente erano, non so, su qualche altra, sulla collina per avvistare, certo, eccetera. Però in tempo romano, ecco, era rimasto il muro di sicuro, va bene, e la torre, sì, in quel caso serviva proprio da avvistamento. Questa torre che adesso la possiamo vedere, è stata ricostruita così virtualmente, però più o meno doveva avere la stessa altezza. Ecco, noi siamo riusciti a trovare il basamento. Perfetto, allora saliamo sulla torre e andiamo a vedere se riusciamo a scrutare l'orizzonte e trovare qualche nemico. Siamo arrivati praticamente alla fine di questo tour fantastico. Noi ti ringraziamo veramente per la tua ospitalità e per averci portato a visitare dei posti che sono storici ma anche fantastici. Sì, direi di sì, e qui siamo nel punto più selvaggio, diciamo, dopo aver passato il punto magico che era rappresentato dal lago di Cornino, arriviamo qui in questa valle, la valle dell'Arzino, che poi anche si trova al confine tra le province di Udine e Pordenone, che però è un patrimonio dell'umanità, ecco, diciamo, è molto bella, molto
grude rispetto all'ampiezza e alla larghezza e alla distesa della valle del Tagliamento, e scorre questo fiume, e questa valle porta più appunto su verso il nord, dove si ricongiungeva alle vie romane. Una piccola curiosità, meno archeologica, ma visto che si riprende, è anche quella strada, che è la strada che porta a Pielungo e poi porta anche fino su in Carnia, che è una strada che è stata fatta e voluta da un grande nome qui della valle, che è il conte Cecconi, va bene, che ha fatto a sue spese questa strada per far sviluppare questa zona. Perfetto, grazie di nuovo, grazie ancora. E adesso chiuderemo magari cercando di andare a mangiare un boccone in qualche parte qui vicino, magari tipica del posto, no? Ok. Senza.